Da Quinto Comiliter Padova, ad Stat Esercito Operazioni Roma. Seguito comunicazione telefonica, ALT. Attore 21 circa, Friuli è stato interessato serie violente scosse telluriche con epicentro in corso definizione, ALT. Sunt in corso operazioni intese accertare entità danni che appaiono ingenti, specialmente corrispondenza zona Gemona, ALT. Primi reparti soccorso sunt già in zona, semi-ALT. Rimanenti reparti allarmati per interventi immediati, ALT. Riserva ulteriori notizie. Fine. La notte sono state attivate le sale operative delle grandi unità interessate e dello Stato Maggiore dell'Esercito. Con il passare delle ore, l'intervento si fa sempre più massiccio. L'organizzazione dei soccorsi viene completata per effetto dell'entrata in vigore delle misure previste dal piano di intervento. Abbiamo iniziato con il ricordo, un ricordo di un evento che è successo 40 anni fa. La serata sarebbe stata più opportuna farla nel maggio, visto che il 6 maggio era la data. Però avete visto, abbiamo sentito parlare di 5.500 km quadrati di area interessata da quel sisma, 989 morti, 3.000 feriti, 40.000 sfogliati, numeri importanti, poi 70.000 pasti al giorno da distribuire. Perché ho pensato a questa serata? Ho pensato a questa serata perché la protezione civile, che da quella tragedia poi ha tratto le sue radici, le sue origini, è un tema di cui, oltre a essere un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prima di tutto un tema di cui poco si discute, poco se ne parla solo in occasione di determinati eventi e molti di noi, io per primo, che poi vedrete che responsabilità che ho, siamo impreparati. Alcuni di noi fanno parte magari per volontariato di determinati corpi di protezione civile, di gruppi, però molti di noi sono impreparati a eventi di qualsiasi genere. 6 anni fa, più o meno a questo tempo, una comunità noi vicina a Caldogno veniva colpita da una forte alluvione, molto ha fatto la provincia, anche con un'esercitazione provinciale 5 anni dopo, nel preparare le popolazioni, cercando di far capire come reagire a determinati eventi. Però molto resta ancora da fare, ad esempio, in un evento come il terremoto. Abbiamo pensato a questo filmato, ringrazio Rosalba per averlo trovato, che ci racconta appunto della tragedia, che è una tragedia sì in termini di vite umane ma anche psicologica, e che ci ha portati dopo 40 anni, ci trova in un momento di particolare attualità di questo argomento, perché sappiamo benissimo le tragedie che stanno passando i nostri fratelli del centro Italia, con eventi che anche là forse si sapeva che erano prevedibili ma non previsti. E noi come siamo messi? A che punto siamo qui ad Isola Vicentina? A che punto siamo in provincia di Vicenza? Perché abbiamo visto prima 5.500 km quadrati, non sono i 25 km quadrati di Isola Vicentina il problema, o quelli di Vicenza o della provincia, ma è un'area che non ha confini comunali. A che punto siamo? Allora, stasera vi ringrazio per la presenza così numerosa, sapevo che la proposta avrebbe raccolto la vostra partecipazione. Affronteremo questo tema, avranno circa 20 minuti a testa, con il geologo Matteo Collareda, nostro concittadino, specializzato per quanto riguarda la sismologia, quindi la parte della geologia che studia il verificarsi dei terremoti. Affronteremo poi quindi il rischio sismico, ci sarà un passaggio anche su qualche cosa che sta succedendo anche nella nostra provincia. Ci sarà poi il responsabile della protezione civile per il comune di Isola Vicentina e anche per l'Unione dei Comuni, Giovanni Daniele Marangoni, il nostro ufficio tecnico per la parte di edilizia privata, che ci parlerà del piano di protezione civile del comune di Isola Vicentina. E poi infine, e ringrazio per la sua presenza e la sua disponibilità, abbiamo con noi la responsabile del servizio di protezione civile della provincia di Vicenza, Chiara Garbin, personalità eminente in ambito, perché
a lei va riconosciuto il merito di aver dovuto affrontare quella che era l'emergenza di appunto di 6 anni fa, e la gestione anche della protezione civile della provincia, che è una delle province che sicuramente ha da dare in termini di dissesto idrogeologico, in termini di alluvioni, e purtroppo anche, lo vedremo poi, ma non bisogna terrorizzarsi, non bisogna preoccuparsi, state sereni, come direbbe qualcuno. Preoccupiamoci quindi, perché insomma vedremo poi che cosa succede a livello provinciale e a livello regionale. Quindi io lascio la parola, vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza, ci sono tra di noi cittadini, ma ci sono anche tecnici, architetti, ringrazio anche loro, quindi professionisti, persone del campo, quindi vi ringrazio, vuol dire che la proposta, ripeto, è stata accolta bene, con favore. Grazie.